Nel triennio 2019-2021 in Veneto sono stati programmati 4.853 interventi di lavori per 4,8 miliardi di euro. Un volano straordinario per l'economia regionale se si pensa che l'anno scorso la quota di lavori aggiudicata da imprese venete è stata il 76% in termini numerici e il 56% in termini di importo. Circa il 50% di questa somma va nell'edilizia sociale, nell'edilizia sanitaria e nell'edilizia abitativa. Abbiamo un 38% che è indirizzato alle infrastrutture e un 10% circa alla difesa del suolo. Che tipologia di interventi nello specifico? Il 40% sono manutenzioni di questi interventi, 28% nuove costruzioni e il 25% recupero, restauro e ristrutturazione. A tale scopo la Regione ha siglato un protocollo d'intesa in materia di appalti con l'Associazione dei Comuni del Veneto e l'Associazione Piccoli Comuni, l'Unione delle Province della Regione e CGIL Cislewill. Protocollo d'intesa ovviamente che ha l'obiettivo di condividere delle buone pratiche, perché quello che fortemente chiedevano i sindacati, delle buone pratiche nella gestione degli appalti pubblici, un protocollo che guardi alla tutela del lavoro, ma che abbia anche la finalità di sottolineare la necessità della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza di quelli che sono l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Obiettivo del protocollo d'intesa è dunque non solo migliorare la qualità dei servizi pubblici garantendo occupazione e diritti e tutele dei lavoratori, ma anche favorire la trasparenza nelle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, rafforzando il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale.